Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora gli stessi che da settimane strillano sul becero nazionalismo, sull'inaccettabile sovranismo di Donald Trump, non vedono a quanto pare l'ora di accodarsi al nazionalismo mignon, al sovranismo à la carte, alla corte di questo piccolissimo Bonaparte, che potremmo chiamare Emmanuel Micron piuttosto che Macron. Sapete che il presidente francese oggi a Parigi tiene questo antivertice, controvertice, mini vertice con i capi di Stato di alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, con un ordine del giorno non chiarissimo. L'ordine del giorno voluto da Macron è sostanzialmente: parliamo anche noi di Ucraina e facciamo vedere a Donald Trump e all'opinione pubblica occidentale che ci siamo. Ora sgombriamo subito il campo da un'ipocrisia a monte. Se l'Ucraina ha retto militarmente in questi anni di guerra, se è riuscita a far sì che Putin non realizzasse la sua prima intenzione, che era l'ingresso trionfale a Kiev dopo pochi giorni e l'annessione dell'intero paese, questa cosa è dovuta sostanzialmente all'impegno dello zio Sam, cioè ad aiuti militari, tecnologici, di intelligence e forse di truppe speciali sul terreno, sostanzialmente americane e anche britanniche. Tra gli armamenti, in primis, tra l'altro, ci sono i formidabili missili anticarro Javelin che sul finire del primo mandato Trump reputò di dare all'Ucraina in chiave di deterrenza. Quindi nella realtà l'Ucraina ha retto grazie al sostegno militare di intelligence americano e sostanzialmente, per parlare un linguaggio a cui Trump è sensibile, con le risorse del contribuente americano. In Europa hanno fatto grande retorica e probabilmente la retorica sarà anche la chiave dominante di oggi a Parigi. Ora intendiamoci, Giorgia Meloni fa bene ad andare da un punto di vista istituzionale, è il Presidente del Consiglio italiano, si trovano importanti governanti europei, fa benissimo ad andare, tra l'altro va mostrando palesemente scetticismo sull'iniziativa, soprattutto scetticismo se l'iniziativa è pensata in chiave alternativa o addirittura contraria all'iniziativa dell'amministrazione Trump per aprire una vera trattativa di pace. Sembrerebbe così, ma è così per un motivo molto banale, molto prosaico, tutto interno al diciamo mercato politico domestico francese. Emmanuel Macron, o Macron, fate voi, in patria è in grande difficoltà perché il suo consenso e la sua popolarità è impicchiata da tempo, ma soprattutto i governicchi che sta costruendo in laboratorio nell'ultimo periodo, raccattando maggioranze che poi sono minoranze molto eterogenee attorno all'unico progetto ormai politico che gli è rimasto, cioè la diga repubblicana anti-Le Pen, peraltro governicchi che spesso si reggono sull'astensione benevola di Le Pen, è infilato diciamo in un impasse politica oggettiva che si unisce a una crisi economica oggettiva. Poco tempo fa i titoli di Stato francesi sono stati equiparati ai titoli greci, cioè sostanzialmente in termine tecnico a titoli spazzatura. Ebbene, Emmanuel Macron rispolvera un grande classico della politica francese, cioè sono difficoltà in patria, mi atteggio a esportatore di una nuova grandeur all'estero, appunto a nuovo, piccolo, inverosimile Bonaparte. Tutto questo mentre a Riyadh nelle stesse ore iniziano i confronti concreti, i confronti geopolitici, non di mera tattica domestica come quella di Macron, tra inviati americani e inviati russi.
Trump ha dichiarato di essere ottimista di vedere presto Putin. L'iniziativa americana, tra l'altro, è bilaterale con la Russia e ne seguirà una bilaterale con l'Ucraina. Dopodiché il team negoziale americano farà un punto ed aprirà, se del caso, a un tavolo trilaterale. Questo è un modo di tessere un negoziato concreto. Il controvertice di Micron, come se esistesse quasi una sorta di NATO che si eccede dal socio di gran lunga di maggioranza della NATO, appartiene invece alla categoria dell'inverosimiglianza politica, per cui alla domanda all'Italia conviene nei fatti accodarsi a un improbabile OPA del nuovo Bonaparte sul vecchio continente come risolutore dei dilemmi geopolitici, in realtà per portare a casa la nottata in patria, o mantenere la posizione privilegiata di interlocutore privilegiato con l'amministrazione Trump e avere un rapporto anzitutto bilaterale con essa, la risposta è nella domanda, ovviamente. Emmanuel Macron può fare tutti i controvertici che vuole, ma non ha dato le carte in questi 2 anni di guerra, difficilmente darà le carte da adesso in poi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio